tavolo Luisa Butteon per il suo contributo sull'industria della seta conegliana del Settecento. La ricerca sulla seta, la mia ricerca sulla seta è partita proprio da questo dettaglio di un disegno veneziano del 1722. È un disegno bellissimo, tra l'altro, grande, talmente tanto che neanche l'Archivio di Stato di Venezia è riuscito a fotografare completamente. Ed è un disegno che riguarda il Tiepolo. Allora, stavo facendo un'altra ricerca e mi viene in mente questo splendore con questa scritta. Dice, indica la mano nel sito dei nuovi uomini a noi Tiepolo, supplicanti, dove intendono erigere un edificio da filatoio per fabbricare rossoli alla bolognese. Non sapevo cos'era il rossolo della bolognese, non sapevo niente della seta e da là è cominciata la ricerca. Allora, dobbiamo pensare che la seta, Venezia ha sempre considerato la seta in modo molto molto forte, nel senso che la sericoltura ha rappresentato per Venezia un settore tutelato, controllato e agevolato, proprio perché è importante, estremamente importante per la sua economia. In questo documento vediamo quali erano, non riesco ad avvicinarmi, vabbè. Vediamo quali erano i luoghi in cui si produceva la seta in particolare, e c'era la zona di Verona, di Vicenza, il Bassanese in particolare, poi Bergamo, Udine anche, e tra questi c'è anche Conegliano. In questo caso è il Dazio della seta. Nel Dazio della seta di Conegliano confluivano anche Ceneda, sappiamo, e San Cassandro del Mesco. Però per quanto riguarda la seta noi dobbiamo sempre fare un distinguo, è un mondo quello della seta. Il distinguo vale a dire che cosa? Vale a dire che per quanto riguarda la seta dobbiamo parlare di gelsi, bachicoltura, poi di trattura della seta quando il bozzolo veniva dipanato, di torcitura del filo di seta e poi di tessitura. E per quanto riguarda gli ossoli alla bolognese parliamo proprio della torcitura, vale a dire una delle fasi come la trattura, prima ancora la gelsi, bachicoltura, che Venezia riservava alla terraferma. Venezia riservava la terraferma quindi queste prime fasi e riservava quindi a sé solo la fase della tessitura, che era estremamente importante. Allora, c'era il divieto di tessere quindi nella terraferma, salvo alcune deroghe, poche deroghe. Ad esempio è stata data una deroga solo per le città di Verona, Vicenza e Brescia ad un certo punto di tessere i veludi negri, ma è per un breve periodo comunque. Per quanto riguarda ecco che andiamo avanti, per quanto riguarda le soglie della bolognese, noi parliamo di filo di seta che veniva ritorto due volte, una volta il filo singolo, dopodiché c'era l'abbinatura, cioè c'erano due fili ritorti messi insieme e ritorti dall'altra parte. E questa lavorazione, che era estremamente importante, poteva essere fatta a mano, però ad un certo punto a Bologna sappiamo che si inizia a lavorare la seta in questo modo, a torcere la seta in questo modo, usando i filatoi ad acqua. E quindi filatoi a posto nell'alveo di un fiume e naturalmente c'era una ruota importante, eccola qua, che faceva girare tutto un meccanismo veramente importante, veramente complicato. Dobbiamo pensare che un meccanismo di
questa specie comportava un edificio, doveva essere impiantato un edificio che doveva essere alto almeno 3 piani. Allora, noi sappiamo bene che Venezia, a partire dal 600, porta, attraverso Malpighi, che era di Modena, porta la torcitura e la bolognese anche all'interno del suo territorio. Il primo filatoio, la bolognese, viene impiantato a Padova ed è il 1604 e da quel momento comincia a diffondersi. Sappiamo che ci sono 2 leggi in particolare che vanno a gestire, ad agevolare l'impianto di questi filatoi, una del 1634 e una di 20 anni dopo. E le agevolazioni consistevano nel fatto che potevano utilizzare l'acqua liberamente, il legname anche liberamente, c'erano agevolazioni che riguardavano gli affitti dei terreni, delle costruzioni, agevolazioni che riguardavano poi un aspetto in particolare che è quello della manodopera, cioè la manodopera poteva essere locale, però c'era anche molto spesso la manodopera che poteva essere da qualche altra città, poteva essere Padova, Verona, eccetera, eccetera, ma poteva essere anche manodopera straniera, manodopera quindi forestiera, alle quali la manodopera forestiera era assicurata anche, diciamo, un trattamento, ecco, di favore. Per quanto riguarda questi filatoi d'acqua si parla di proto-industria e quindi di un'industria tipica proprio del Settecento, ma noi abbiamo detto che Venezia è particolarmente attenta a questi orsoldi perché questo filato, chiamato anche organzino, era molto prezioso, sia per fare un tipo di tessuto di altissimo livello, sia perché era facilmente venduto, ovvero noi sappiamo che nella seconda metà del Seicento, in particolare la corte francese, blocca le importazioni di tessuti veneziani. Sappiamo anche che blocca questo, però importa, in particolare a Lione, che diventa un punto di riferimento importantissimo, c'è una ricerca invece appunto degli organzini, c'è una ricerca, una richiesta grande di questo materiale che poi viene tessuto direttamente in Francia. Fa parte naturalmente della politica mercantilista di Luigi XIV, questa che viene portata avanti. Per cui Venezia comincia a vendere veramente questi organzini, comincia a vendere gli orsoldi alla bolognese. Ed è per questo che a partire dal 600 ne troviamo tanti all'interno della Repubblica di Venezia. Nel 700, e arriviamo finalmente a Conegliano, nel 700 sono addirittura 67 e tra questi ci sono anche quelli di Conegliano, di cui adesso parliamo. Ed è una storia molto particolare questa. Ecco, questo è un dettaglio del disegno che vi ho fatto vedere, della scritta che vi ho fatto vedere prima. Qui siamo nel 1722. Nel 1722 la famiglia Tiepolo, che sappiamo che la famiglia Tiepolo aveva già avuto la concessione delle ius osterie, ius beccarie agli inizi del Settecento, ma incomincia, in particolare, diciamo, una famiglia molto intraprendente dal punto di vista economico, chiede anche il permesso, con tutte le agevolazioni appunto della legge 1634, di impiantare questo edificio di Orsoldi e doveva essere impiantato proprio qui, nel punto indicato dalla mano. Il problema è il fiume. Il fiume è il Ruio, adesso sì, posso indicare. Il Ruio di Conegliano, non è Monticano, attenzione, il Ruio faceva questo percorso a quel tempo, quindi va giù, qui, tanto per capirci, qui adesso è la Fontana dei Cavalli e questa è la chiesa di Santa Caterina. Quindi il Ruio faceva questo percorso, poi faceva una svolta veramente a 90 gradi e poi faceva questo percorso e andava di qua. E la casa dove doveva essere impiantato quel filatoio di Tiepolo doveva essere questa. Però attenzione, di quel filatoio non si sentirà più parlare, non si sentirà mai più parlare, nel senso che non viene neanche impiantato proprio per il problema grosso del fiume. Ma i Tiepolo, che sono molto attenti ai propri interessi, mantengono questo diritto addirittura quando nel 1800, all'inizio dell'Ottocento, cioè il periodo austriaco, chiedono all'Austria il riconoscimento di tutti quei diritti che loro avevano acquisito in epoca veneziana, tra i quali c'è anche quello di costruire lì il filatoio, cioè di mettere in quella casa, in quella proprietà che avevano, il filatoio.
Altro caso è questo. Allora, questo è Niccolò Tron. Niccolò Tron è, vado via veloce anche perché il suo caso non riguarda specificatamente la città di Conegliano. Sappiamo che Niccolò Tron è stato ambasciatore presso la corte britannica, sappiamo che in Inghilterra ha portato da questa esperienza, ha portato all'interno della Serenissima anche diciamo i tecnici inglesi. Sappiamo che ha impiantato l'anificio di Schio, poi di Follina, e anche Tron incomincia a essere interessato agli orsogli e chiede ai Beninculti, e chiede poi naturalmente di Presidenza del Senato, chiede di costruire un edificio di orsogli che però doveva sfruttare, ecco, non riesco a avvicinarmi, l'acqua della Crevata, che è il fiume che è qua, l'acqua della Crevata. Lui aveva dei terreni nella zona di Mareno e chiede appunto di costruire in questi terreni, riarsi, terreni incolti, eccetera, eccetera, di costruire prima di tutto un canale, che è quello che vediamo qua. E lo costruirà. Però una volta costruito il canale con il dispendio, sappiamo benissimo, di denaro, eccetera, dice una condotta per lunghissimo tratto di strada, non riesce a godere, leggo il documento, tutto ciò che gli fu concesso dall'investitura, resamisi perciò in gran parte inutile e infruttuosa. Il problema, anche in questo caso, è la portata del fiume della Crevata. E finalmente arriviamo a un edificio veramente costruito. Allora, questo è un disegno, peccato che non riesca a zoomare. Non c'è la rete di grandimento con il fiume. Ah, eccolo qua. Adesso tu scegli. Sì, eccolo qua. Ci siamo. Allora, adesso sì. Questo è un disegno del 1766 e si riferisce ad una richiesta che è stata fatta dai Lippomano. Sappiamo benissimo la famiglia Lippomano quanto era potente, quanto era anche ricca, eccetera, eccetera, con la commenda che aveva e avanti. La famiglia Lippomano chiede di costruire un edificio di orsogli in una casa che avevano qua. Allora, questo, dopo ci orientiamo un attimo, poi faccio vedere la cartina. Questo è sempre il Ruio, vedete che scende di qua, dopodiché qua c'è la chiesa Santa Caterina. Abbiamo detto che faceva un percorso quasi a 90 gradi, una svolta a 90 gradi e passava di qua. Però il Lippomano non si fidano solo dell'acqua del Ruio, per cui chiedono di avere, eccolo qua che facciamo il dettaglio adesso, chiedono di costruire questo lungo canale deviando una parte dell'acqua del Ruio da qua in modo da sfruttare proprio la pendenza delle colline, no? E quindi l'acqua scendeva velocemente e andava a far girare questa ruota del filatoio. In effetti i filatoi del Lippomano avranno una lunga vita, lo troviamo fino all'800, passerà di mano, dopo l'800 passerà alla famiglia Moschini, eccetera, eccetera, però avranno una lunga vita, proprio grazie a questo lungo canale. Adesso, forse devo tornare indietro, per andare avanti di pagina. No, mi si sposta. Allora torna. No. Ecco, adesso si va. Non si va. Riclicca per togliere la... no. Clicca fuori. Adesso sì, ecco, questo era il dettaglio appunto della mappa. Torniamo a questa mappa che è del Faldon, tra l'altro. Vedete il percorso del Ruio, l'edificio era qua, grosso modo, dove, ecco, questa è la mappa attuale, grosso modo davanti a quella che era la prefettura di Conegliano, era qui. E il percorso del canale era questo. Allora, quando, cioè, è ancora visibile, c'è ancora, perché se quando noi usciamo dalla chiesa dei Cappuccini, prendiamo questa viale Cadorna, di qua si va in centro Conegliano, se noi andiamo verso il castello di Conegliano, alla sinistra abbiamo ancora quel canale che era stato costruito, che gli era costato tra l'altro 2000 ducati, vi dirà più avanti. Il problema è un altro, il problema è che c'è il Tiepolo. Allora, ogni volta che veniva richiesto
ogni volta, abbiamo fatto quel tiepolo prima e anche il trono, ogni volta che uno richiedeva di costruire qualcosa su una, diciamo in questo caso lungo un fiume, non solo doveva fare la richiesta a Venezia, ma anche lo doveva comunicare ovviamente al podestà. E se non c'era diciamo, ostacolo da parte di nessuno, poteva essere impiantata. Però in questo caso l'ostacolo era del tiepolo. Il tiepolo avrebbe avuto il suo filatoio diciamo, a valle rispetto a quello dell'Ippomano e ovviamente insorge. Si presentano dal notaio e redigono questo documento. Questo documento dice che l'Ippomano assicurava di rimettere nell'alveo del fiume tutta l'acqua, di non farla deviare da qualche parte, di rimettere tutta l'acqua, altrimenti avrebbe danneggiato l'edificio d'Orsogli che il tiepolo aveva il diritto di costruire, che poi comunque non costruirà mai. Allora, per quanto riguarda un filatoio, sappiamo bene che un edificio nel Orsogli, sappiamo bene che un elemento cruciale è costituito dalla manodopera. Allora, in un filatoio di seta sappiamo che la manodopera non poteva essere improvvisata, cioè non poteva essere presa dai lavori direttamente dai lavori dei campi per essere impiegata per lavorare la seta, assolutamente. Ed è preziosa la manodopera, sono preziosi gli operai. Però succede a un certo punto che ci sono degli operai che nottetempo, insieme alle famiglie, poi questo dettaglio ci fa capire alcune cose, nottetempo se ne va, e se ne va nel filatoio che è appena stato costruito San Cassan del Mesco, che era un filatoio non di Orsogli, la bolognese, ma che lavorava la piemontese, che era un nuovo modo di lavorare la seta, di torcere la seta, ancora più efficace, ancora più bello. Questa manodopera se ne va perché? Per la Mercede, dice, cioè erano pagati di più di là, dice perché elettati dissero da maggior Mercede, se ne vanno nottetempo, dicevo, insieme alla famiglia. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno del filatoio ci abitava tutta la famiglia. E il problema per l'Ippomano era, primo, che rimaneva senza la manodopera nel periodo in cui doveva essere lavorata veramente la seta. Seconda cosa era il fatto che aveva fatto un prestito, probabilmente aveva anticipato la paga, non lo so, comunque avevano dei debiti nei suoi confronti e questi scappando lasciano anche i debiti. Altro problema, il fatto che lui aveva affidato la seta a questa manodopera e a questi operai e li avevano lasciata, cioè avevano lasciato incustodita la sua seta. Un altro problema che emergeva nel momento durante la lavorazione era quello dei furti di seta, al punto che erano puniti coloro che acquistavano seta dagli operai dei filatori, perché voleva dire che quella seta era frutto ovviamente di furti, eccetera. Altro problema che emergeva per quanto riguarda la lavorazione della seta era il contrabbando. Problema grande, problema costante per Venezia. Nelle mie ricerche ho visto il contrabbando di vino, il contrabbando di carte da gioco, insomma c'era anche il contrabbando della seta ed era anche un problema molto serio per Venezia, perché Venezia ci guadagnava molto dalla vendita della seta. Il contrabbando, per quanto riguarda il contrabbando anche della seta, una delle soluzioni, a parte i controlli che venivano fatti, di cui diciamo che anche l'Ippomano ne farà le spese, nel senso che per 2 volte, per 2 anni di seguito, verrà bloccato la seta. Una volta nel Padre del Friuli, seta che doveva essere lavorata nel filatoio, l'anno dopo viene bloccato l'agente che è Caliman Grassini, che era un ebreo, l'anno dopo il contrario, cioè la seta che era stata lavorata, che doveva essere esportata, viene bloccata sempre nel Padre del Friuli. Anche se dice era regolare con le bollette, tutto quello, insomma tutto quello che doveva essere, aveva tutte le carte in regola, ecco. Ma è tassativa Venezia a riguardo, è tassativa addirittura. Io ho visto dei documenti in cui si diceva che anche i nobili in questo caso potevano essere controllati, e in particolare dovevano essere controllate le cappelliere,
C'è questo dettaglio che mi ha incuriosito quando ho trovato quel documento, proprio per evitare il contrabbando. Ma un altro dei metodi che usa Venezia per evitare il contrabbando, o meglio, per denunciare il contrabbando, è quello delle denunce segrete. Anche per la seta erano previste in tutte le città, dice il documento, le famose bocche di pietra per le denunce segrete. E ne abbiamo trovate, insomma, erano per qualunque argomento, per qualunque cosa, ma anche per la seta. Ne è rimasta una a Verona, ho visto. Allora, il Lippomano quanto produceva? Adesso mi avvicino. Ecco qua dice, questo è un documento del 1788, in cui si dice che c'era un solo filatoio di seta, attenzione perché poi questo dato ci serve, un solo filatoio di seta, dice che questo nel lavoro in un anno fibre 3.000 e poi qua ci dice che l'ostacolo ad una produzione maggiore è costituito proprio dalla deficienza d'acqua corrente, cioè l'acqua del Ruio è insufficiente, per quanto ci sia stato quel canale che è costato, come dice, Ducati 2000, che è una cifra consistente, non basta almeno per produrre di più. In realtà abbiamo visto che questo Ruio avrà vita abbastanza lunga. Ecco che adesso no, devo tornare giù e adesso eccolo qua. Inizio 800, questo sono i sommarioni del catasto napoleonico, sappiamo che passa in mano a Moschini. Moschini compra quindi questo filatoio e acquista naturalmente insieme al filatoio anche il diritto di usare quel canale. Il problema è che al tempo del Moschini, cioè all'inizio dell'800, 1822 se non sbaglio, al Ruio viene deviato il Ruio, per cui quando esce l'acqua dal suo filatoio verrà convogliata nei pubblici passeggi dopo. Adesso avrà un uso diverso. E qua arriviamo all'ultimo filatoio, quello un po' particolare, diciamo, nel senso che è un filatoio gestito dalla famiglia Gentili di Venezia. Allora, vi faccio vedere questa casa la conosciamo tutti, è la casa che si trova come? Davanti adesso ve la faccio vedere nel dettaglio. Che meglio. Allora, per quanto riguarda la famiglia Gentili, ecco adesso si riconosce. Per quanto riguarda la famiglia Gentili dobbiamo partire da lontano, dobbiamo partire da Venezia. Intanto Gentili, in particolare Anselmo Gentili, è un ebreo veneziano che si è particolarmente distinto per la lavorazione, per le manifatture di lana. Ora, nel corso, non vi faccio tutta la storia, la trovate negli atti, però mi sono soffermata appunto per far capire l'importanza di questo personaggio anche agli occhi di Venezia. Qua dice, Gentili ha saputo comporre con un solo prodotto 8 diversi tipi di manifatture di lana, attenzione però, e questo con l'ordine e la disciplina e la più scrupolosa attenzione. Ha veramente un occhio di favore Venezia nei confronti di questo ebreo. Vi faccio vedere questa casa, questa abitazione, perché per un certo periodo è legato proprio al Gentili. E ringrazio Margherita Sonego dell'archivio, la dottoressa Sonego dell'archivio di Conegliano, che mi ha indicato lo studio che riguardava proprio questo aspetto. Allora, questa casa era la casa degli Sbarra, che viene lasciata in eredità, dico due parole la cosa, la questione che è molto più lunga, viene lasciata in eredità al convento di San Francesco. Il convento di San Francesco stava facendo lavori alla chiesa perché aveva bisogno di soldi, aveva bisogno di denaro. Allora succede che sono addirittura disposti a vendere questa casa ad un ebreo. C'è chi insorge, per cui questa casa alla fine viene soltanto affittata a Gentili. E Gentili aveva chiesto nel 1759 di aver scelto la città di Conegliano come situazione più adatta al proprio interesse per accudire la trattura della seta, quindi a un certo punto si interessa anche la seta, e per la filatura d'uso delle manifatture da esso introdotte a Venezia. Ora, il fatto di avere questa casa che era in una posizione particolarmente importante, centrale, in mano ad un ebreo, era
costituiva scandalo. E la questione veramente va avanti per un po' di tempo. Ad un certo punto però, 10 anni dopo, il figlio Isaac Gentile, nel 1768, scrive di nuovo ai savi della mercanzia e dice che per non stare ozioso nei tempi della villeggiatura, seguendo l'impulso della sua indole, aveva fatto costruire a Conegliano uno stabile, quindi probabilmente non era più quella casa, uno stabile con comodo edificio per la trattura della seta, in cui per l'ordinario si lavora con 14 fornelli. E poi dice che in quell'edificio voleva far lavorare, voleva istituire anche, impiantare un filatoio da orsogli, e dice che doveva servire alla fabbrica di cordelle da seta. Poi le vediamo cosa sono le cordelle da seta. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo Gentili, Isaac Gentili, non solo impianta un edificio di orsogli, di cui abbiamo varie notizie diverse rispetto a quelle dell'Ipomano, cioè che riguardano il fatto ad esempio che aveva all'interno c'erano 40 operai che lavoravano, siccome hanno imperite le prime operai che arrivano, probabilmente hanno un manodopera locale, le porta direttamente dalla fabbrica che aveva a Padova. Sappiamo che arriva un tecnico da uno stato estero addirittura, sappiamo che c'è ci sono delle regole ben precise. Lui poteva lavorare sete soltanto locali, cioè sete coneglianesi, non poteva lavorare sete estere. La manodopera doveva essere cristiana, cioè il lavoro doveva essere dato ai cristiani e non agli ebrei, e non ci doveva essere comunque commistione tra cristiani ed ebrei all'interno del suo filatorio. C'è però un'altra cosa, un'altra questione. Questo Gentili, quando chiede di poter impiantare questo edificio d'Orsogli, chiede anche una cosa, cioè alza il tiro. Chiede una cosa veramente importante. Probabilmente stava ancora qua la storia della casa, la questione della casa che vi ho detto prima. Allora chiede al Senato di portare il cappel nero. Noi sappiamo che gli ebrei, ricordo che l'ho visto nell'archivio della diocesi, un documento del 1728, in cui si stabiliva che gli ebrei dovevano portare il cappello rosso. Allora questo Gentili chiede di portare il cappello nero e gli viene, e gli viene concesso il giorno dopo la cosa, con queste motivazioni. Allora dice, i savi della mercanzia confermano che era giusto permettere di portare il cappello nero perché tende al buon esito e alla quieta direzione delle varie fabbriche introdotte dall'industrioso Gentili, e perché prenderà egli coraggio in tal modo di applicarsi sempre più seriamente alla dilatazione del proprio commercio. Ed è veramente un privilegio enorme che viene accordato a questo Gentili. Privilegio nel vero senso della parola, perché la sua è una fabbrica privilegiata. Fabbrica privilegiata per definizione, i privilegi erano privilegi dal punto di vista del Lazio e da tanti altri punti di vista. E questo documento, questo è uno dei documenti che ho trovato all'archivio di Venezia, riguardante proprio questo filatoio di Orsogli dei Gentili. Questa era la richiesta. Erano queste le cordelle di seta, erano praticamente dei nastri colorati, anche potevano essere a fiamme, potevano essere a quadretti, eccetera, eccetera. Sono questi i tipi di manifatture che venivano fatte, che venivano lavorate, dopo gli Orsogli venivano lavorate queste manifatture, non nei Lipomani, solo nei Gentili c'era questo tipo di produzione. Allora, la fabbrica del Gentili dura probabilmente finché è in vigore, è in vigore questo privilegio, cioè dura 12 anni, grosso modo, perché ci sono documenti che nel 1788 non c'era più, c'era però a ridosso dello scadere di 12 anni, quindi probabilmente dura quei 12 anni in cui c'era questo privilegio. Invece, vedete, la fabbrica dell'Ipomano avrà una vita lunga. Ultima cosa che dico. Allora, noi parliamo di economia e di commerci. Quale commercio avevano gli edifici? Quale commercio avevano gli Orsogli alla bolognese fatti a Conegliano? Allora, c'è questo documento che è del 1788
e dice che il commercio di Conegliano con la dominante riguardava vini, bovini, cerchi da botte, botti, orsogli e trame alla bolognese. Il commercio con lo Stato invece veneziano, c'erano ancora le sette gregge e gli orsogli. Il commercio invece attivo con gli stati esteri riguardavano solo gli orsogli e le trame alla bolognese, e quindi era veramente un elemento piuttosto importante.